Basta cemento nel Parco Colli! Basta cemento nel Parco Colli! Oltre 700 persone hanno sfilato per le strade di Torreglia per dire basta al consumo di suolo selvaggio nei Colli Euganei. Cittadini e comitati ambientalisti uniti per chiedere un cambio di rotta nelle scelte di sviluppo che stanno interessando il territorio del Parco Colli. Questa è una prima mobilitazione, sarà una mobilitazione che proseguirà a Monselice, proseguirà a Battaglia Terme, perché dobbiamo dire basta alla cementificazione del Parco dei Colli Euganei. La sfilata a Torreglia perché qui i riflettori sono puntati sull'ultimo progetto in ordine di tempo che desta allarme, ovvero la volontà di ampliamento del polo logistico Luxardo con un nuovo magazzino automatizzato di oltre 3.000 metri quadri che la proprietà vorrebbe realizzare in un'area oggi verde, coltivata, di alto valore paesaggistico e a poca distanza da Villa Vescovi. Un'area che attualmente è adibita a servizi a verde pubblico e per trasformarla in area destinata ad attività produttive. Quando a Torreglia esiste già un'area destinata ad attività produttive, per cui questo tipo di intervento a nostro avviso non può essere effettuato perché andrebbe contro l'articolo 8 del DPR 160 del 2010. I cittadini chiedono un confronto con l'amministrazione comunale di Torreglia. Chiediamo la sospensione dell'iter della variante urbanistica attualmente in esame che coinvolge l'ente Parco Colli Euganei, la soprintendenza e l'amministrazione comunale di Torreglia. Per questo chiediamo che venga indetta un'assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza in cui i suddetti enti possano illustrare in modo chiaro, accessibile e documentato le ragioni per cui l'ampliamento previsto non possa essere realizzato nella zona industriale di Torreglia, che per sua natura è indubbiamente più idonea ad accogliere interventi di questo tipo. Ma oltre all'ampliamento della Luxardo ci sono altri due progetti che, seppur localizzati in aree diverse del Parco Colli, destano preoccupazione. Gli altri due interventi che si affacciano sono a Monselice la realizzazione di una media struttura di vendita di un supermercato all'interno sempre dell'area di vincolo paesaggistico della Rocca di Monselice, vincolo che esiste dal 1937 e che adesso si vorrebbe spazzare via con un colpo di spugna, costruendo un supermercato sopra il sedime delle mura storiche medievali della città. Altro intervento di cui ancora non abbiamo precise indicazioni è la prospettiva della realizzazione di un'area commerciale ai piedi dei Monte della Croce a Galzignano Terme. La mobilitazione, annuncia il comitato Lasciateci Respirare, è dunque destinata a continuare.